Legambiente si è impegnata insieme alla scuola, ai genitori, i bambini di questa scuola a fare un'operazione che si sta diffondendo in tutta Italia, anzi in tutta Europa, che va sotto il nome di strada scolastica. È l'idea di conquistare spazi di socialità, uno spazio pubblico a disposizione dei bambini che socializzano prima di entrare a scuola e quando escono da scuola, che acquisiscono autonomia, che si conoscono, che giocano e che soprattutto riducono l'occupazione dello spazio della città, che nella nostra città ha assunto proporzioni gigantesche. Oggi siamo qua in strada perché i genitori hanno temuto la riapertura della strada al traffico e quindi la sottrazione di questa strada scolastica ai loro ragazzi, e dunque si sono estremamente preoccupati e sono venuti qua in massa. Eravamo un centinaio e loro erano molto arrabbiati perché si sono sentiti quasi defraudati di questa conquista di civiltà, e loro l'hanno proprio definita così, ma sono stati rassicurati dall'amministrazione comunale, che ha detto che insomma è un progetto che sicuramente proseguirà.